bene pubblico, per il bene dei cittadini, per il bene della cosa pubblica. Questa è la cosa più importante e fondamentale che mi ha insegnato il Movimento 5 Stelle. Io non mi sarei mai sognato di far politica, anzi, vi dirò la verità, inizialmente ero come tanti, seguiva il politicante di turno, magari facevo anche il contavoti, magari, perché non mi interessavo, perché, come ho detto, pensavo che fosse una cosa così lontana. Poi, quando ho raggiunto la consapevolezza, ho capito che tutto questo è sbagliato. E io mi rivolgo anche ai tanti candidati consiglieri delle coalizioni. Voglio dirvi una cosa, vi stanno prendendo in giro, perché voi non fate altro che svuotare voti ai soliti noti che sono da più di 20 anni lì dentro. E questa è la verità, è l'unica cosa, perché loro il gioco qual è? Inseriscono un papabile in ogni lista, una persona magari che ha dietro famiglie, che è conosciuto, che fa i favori, che fa le cose, che prenderà sicuramente più voti del povero ragazzo che va dal familiare e dall'amico, che magari prenderà 20, 30, 40 voti, gli auguro, svuotandoli al solito noto che ne prenderà 200, 250, e il gioco è sempre quello. Io vorrei farvi notare quale sarà la composizione del nuovo Consiglio e paragonarla con il vecchio. E vedremo che cosa cambierà. È un po' la stessa cosa che è successa a livello nazionale. Quando è arrivato Renzi, il rottamatore, no, rottamiamo tutto nuovo, tutto qua, sono gli stessi. C'è Del Rio che c'era, c'è, come si chiama? C'è praticamente un copia e incolla, adesso neanche li voglio nominare perché mi dà fastidio solo a nominarlo questa gente. E insomma, quindi il gioco è quello. Non per niente il Movimento 5 Stelle si presenta come unica lista, perché non abbiamo bisogno di mettere 50 persone, 100 persone, mi sa che sono 112 per ogni coalizione, a parte noi, unica lista, e i comunisti lavoratori, i partiti comunisti lavoratori, unica lista. Quindi è come dire la lotta tra Davide e Golia, cioè Golia con tutta questa forza, e Davide però... Davide, l'intelligenza che abbiamo noi e che spero riusciamo a trasmettere a tutti voi, come ha detto prima Alessandro, come ha detto prima Michele, cioè il discorso è semplice, il discorso ci vogliono piccole idee per piccoli miglioramenti per far diventare anche Triggiano finalmente un paese virtuoso, solo questo. Ora vi lascio, avrei molto da dirvi ma purtroppo i tempi stringono. Niente, l'unica cosa che vi chiedo è un voto di coscienza e un voto libero il 5 giugno. Grazie a tutti. Grande Seba, un minuto, vi saluto e lasciamo spazio agli altri comizi perché ne avete ascoltati tanti in questi giorni. Allora, volevo dire innanzitutto, mi è sfuggito al giornalista che parla male del Movimento 5 Stelle perché non ne rappresenta il candidato sindaco. Volevo dire che evidentemente, qualora volesse, può fare un articolo sul nostro taglio degli stipendi e proporlo ai suoi amici. Così informiamo la cittadinanza che c'è una forza politica che si taglia lo stipendio del 50% e non lo scrive nessuno! Nessuno lo scrive perché non conviene che si sappia. 112 candidati da un lato e dall'altro. Che schifo è questo? Medici che ti buttano il santino dopo che ti hanno fatto la ricetta medica. I medici facciano i medici e non i politici. Non i politici. Detto questo, ricordatevi una cosa, noi saremo felicissimi di parlare con voi tutti i giorni, ma pensateci bene quello che farete il 5 giugno, perché se non avrete il coraggio di ribellarvi, non avrete il diritto di lamentarvi dopo. Grazie a tutti, anche a quelli che non sono qui ma che ascoltano o che ascoltano da dietro gli alberi. Spero che il taglio degli stipendi vi sia arrivato.
Grazie a tutti, buona serata a tutti. E ci vediamo con il prossimo comizio che dovrebbe essere dopodomani alle 16:55, vero? Mercoledì alle 17 qui, insomma. Ci divertiremo come sempre.